Portogruaro è uno degli snodi più importanti per il Veneto orientale, oltre ai progetti sulla viabilità con la superstrada Via del Mare e ai lavori sulla terza corsia dell'autostrada A4, un grande tassello qualitativo è costituito dal rinnovamento sul piano ferroviario, soprattutto i cantieri dell'alta velocità, ma importante anche la sostituzione dei passaggi a livello con i sottopassaggi, 5 in quest'area. Si conclude un progetto di 15 sottopassi ferroviari molto importante per la viabilità, per la sicurezza stradale, e un progetto da 14 milioni di euro che vede la Regione assolutamente impegnata in prima persona. Con questi due sottopassi chiudiamo gli ultimi due passaggi a livello che rientrano in quella convenzione fatta con Regione e Comune molto importante per la soppressione di 5 passaggi a livelli solo nel Comune di Portogruaro. Sulla terza corsia si sta andando avanti per il tratto da Alvisopoli, che sono 8,5 km da Alvisopoli a Portogruaro, e lì siamo a buon punto. E dall'altro invece abbiamo il grande tratto da San Donà a Portogruaro, che è un cantiere impegnativo che prevede oggi, conti fatti, mettendoci dentro anche il casello di San Stino e la bretella, da quasi 1 miliardo di euro, 980 milioni. C'è da dire dall'altro che si sta provvedendo all'allargamento dei 10 cavalcavia con l'abbattimento di 32 fabbricati acquisiti, proprio per preparare, diciamo, la culla per il neonato e pensare di completare tutto questo itinerario di terza corsia in una delle autostrade più incidentose e pericolose d'Italia. Il progetto più importante per le connessioni fra Mestre, fra Venezia e Trieste è sicuramente la velocizzazione della linea Venezia-Trieste. È un progetto che ad oggi è finanziato per circa 240 milioni di euro, 160 milioni sono tecnologie e siamo in fase realizzativa. Al 2026 avremo le prime attivazioni, praticamente andremo a rinnovare tecnologicamente tutta la linea, che vuol dire poi anche un recupero sui tempi di percorrenza, oltre che di tipo, insomma, di regolarità della circolazione. Abbiamo i 40 milioni di euro dove stiamo andando a progettare e realizzare la soppressione dei passaggi a livello prioritari, e ulteriori 40 milioni che stiamo invece progettando tutta la velocizzazione della linea, che riguardano le varianti sul fiume Isonzo, piuttosto che variante di tracciato a Portogruaro e fino all'ultimo tratto della Ronchia Auresina. Tra qualche giorno avremo Trissino, 2 grandi bacini a Trissino, altra grande inaugurazione di opere che io ho voluto fin dall'inizio.